Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi iniziamo il terzo racconto del libro I segreti di Taverner, dottore dell'occulto di Dion Fortune. Il terzo racconto si intitola L'uomo alla ricerca. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Grazie. Bene, proseguiamo con la lettura. L'uomo alla ricerca. Uno dei casi di Taverner che mi resterà sempre in mente è quello di Black, l'aviatore. Un medico qualsiasi avrebbe fatto rinchiudere Black in un manicomio, ma Taverner mise a rischio la sanità mentale di due persone basandosi su una teoria e le salvò entrambe. All'inizio di maggio mi trovavo insieme a lui nell'ambulatorio di Harley Street prendendo appunti clinici mentre visitava i suoi pazienti. Avevamo già indirizzato alcuni pazienti isterici affetti da neurosi presso altri specialisti affinché fossero curati, quando il maggiordomo introdusse un uomo del tutto diverso. Sembrava del tutto sano, aveva il volto abbronzato per la vita all'aria aperta e non mostrava alcun segno di tensione nervosa. Solo nei suoi occhi vidi qualcosa di insolito, avevano un'espressione particolare, senza la paura ossessiva che spesso compare negli occhi dei malati di mente. Mi ricordò un segugio che aveva avvistato la preda. «Sto perdendo la testa», esordì il nostro visitatore. Che genere di problema avete?» chiese Taverner. «Non riesco a lavorare, non riesco a stare seduto tranquillo, non riesco a fare null'altro che correre con la mia macchina. Guardate la mia patente». E mostrò una patente piena di multe. «La prossima volta mi metteranno in galera e questa cosa mi ucciderà. Chiuso dentro quattro mura continuerei a ronzare come un maggiolino in una bottiglia fino a farmi a pezzi. Se non potessi muovermi diventerei completamente matto. L'unico mio sollievo è la velocità, sentire che sto andando da qualche parte. Guido fino allo stremo, poi mi fermo nel primo pub che trovo lungo la strada e dormo. Non mi fa alcun bene perché sogno e questo sembra rendere la cosa ancora più reale. Mi sveglio in preda a una frenesia ancora maggiore e ricomincio a guidare. «Che lavoro fate?» chiese Taverner. «Mi occupo di automobilismo e di volo». «Siete forse Arnold Black?» chiese ancora Taverner. «Esatto», rispose il nostro paziente. «Grazie a Dio non ho ancora perso il controllo». «Avete avuto un incidente poco tempo fa, non è vero?» domandò il mio collega. «Proprio allora è iniziato il mio problema», replicò Black. «Fino a quel momento stavo bene, penso di aver battuto la testa, sono rimasto privo di sensi per 3 giorni e quando mi sono ripreso ero giù di morale. E da quel momento è sempre stato così». Pensavo che Taverner avrebbe rifiutato quel caso perché una normale ferita alla testa era di scarso interesse per lui e invece chiese: «Per quale motivo siete venuto da me?» «Le ho provate tutte», rispose Black. «Sono stato da 2 o 3 specialisti, con scarsi risultati, e vengo adesso dal peggiore della serie». Fece un nome importante. «Mi ha detto di mettermi a letto per un mese e mangiare. Vagavo per la strada e mi è piaciuta la vostra targa d'ottone, così sono entrato». «Perché? Non rientro nel vostro genere. Di cosa vi occupate? Bambini o decadimento senile?» «Se è il caso ad avervi portato qui, probabilmente rientrate nel mio genere», rispose Taverner. «E adesso parleremo degli aspetti fisici del vostro problema. Come vi sentite?» Il nostro paziente si agitò inquieto sulla sedia. «Non lo so», rispose, «più che altro mi sento un idiota». «Questo spesso», commentò Taverner, «è l'inizio della saggezza». Black quasi si scostò da noi. La sua ostentata disinvoltura l'abbandonò. Ci fu una lunga pausa, poi esplose. «Mi sento come se fossi innamorato». «E lo siete?» chiese Taverner. «No», rispose il paziente, «non sono innamorato, solo che mi sento come se lo fossi. Non c'è nessuna ragazza, o almeno nessuna che io conosca, eppure sono innamorato. Terribilmente innamorato di una donna che non esiste. E non è il mio lato più selvaggio, ma quello più grande e migliore. Se trovassi qualcuno che mi ama nello stesso modo in cui amo io, perderei la testa. Ho continuamente la sensazione che deve esserci una donna per me da qualche parte e che prima o poi uscirà fuori, deve uscire fuori». Serrò la mascella con rabbia. «Ecco perché continuo a girare con la mia automobile, perché sento che dietro la prossima curva potrei incontrarla».
Aveva il volto tremante e le mani sudate. «Avete un'immagine mentale della donna che state cercando?» chiese Taverner. «Niente di definito», rispose Black. «Ho la sensazione di lei, ma saprei riconoscerla se la vedessi, ne sono sicuro. Pensate che questa donna esista? Pensate che potrò mai incontrarla?» Si rivolse a noi con il patetico entusiasmo di un bambino. «Se è in carne e ossa non posso dirlo al momento», rispose Taverner, «ma in quanto alla sua esistenza non ho dubbi. E adesso ditemi, quando avete provato per la prima volta questa sensazione?» «La prima volta», spiegò Black, «è stato quando sono andato a finire in quella picchiata che mi ha ridotto a letto. Andavo giù, 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 sempre più veloce e proprio quando stavo per schiantarmi ho sentito qualcosa. Non posso dire di aver visto qualcosa, ma ho avuto la sensazione di un paio di occhi. Capite quello che intendo? E quando ho ripreso i sensi 3 giorni dopo ero innamorato». «Cosa avete sognato?» chiese Taverner. «Di tutto, niente di particolarmente spaventoso». «Avete notato dei tratti comuni nei vostri sogni?» «Adesso che mi ci fate pensare, sì. Si svolgevano tutti con un sole splendente. Non era esattamente Oriente, ma c'era qualcosa che lo ricordava». Taverner gli pose davanti un libro sull'Egitto con illustrazioni ad acquerello. «Qualcosa del genere?» chiese. «Non ci posso credere!» esclamò l'uomo. «È esattamente così!» Fissò le immagini con bramosia, poi improvvisamente allontanò il libro da lui. «Non posso guardarle», spiegò. «Mi fanno sentire...» e appoggiò la mano sul plesso solare cercando una similitudine, come se mi cadesse lo stomaco. Taverner fece ancora alcune domande al nostro paziente, poi lo congedò con la raccomandazione di rivolgersi a lui se ci fossero stati degli sviluppi e affermando che era impossibile risolvere il suo problema in quella fase. Per quel che ne sapevo dei metodi di Taverner, questo significava che aveva bisogno di tempo per esaminare il caso dal punto di vista psichico. E questa era una sua peculiarità, perché si serviva della sua intuizione per esplorare le menti dei suoi pazienti, così come un altro poteva usare un microscopio per analizzare i tessuti dei loro corpi. Poiché era un venerdì pomeriggio e Black, il nostro ultimo paziente, mi ritrovai libero e decisi di fare una passeggiata per Harley Street e pensare a come mi sarei organizzato per il weekend, perché un invito sul quale avevo contato era improvvisamente sfumato. Mentre prendevo una scorciatoia passando per un viottolo dietro la casa, vidi Black fare manovra con l'automobile per uscire dal garage. Mi vide anche lui e mi salutò come se fossi un amico. «Suppongo che non vi andrebbe di fare un giro, vero? Sto partendo di nuovo alla ricerca. Vi piacerebbe unirvi a me nella caccia alla bella sconosciuta?» Parlò con un tono leggero, ma ebbi una vaga percezione della sua anima e capii cosa c'era dietro. Accettai la sua offerta con suo evidente piacere. Andava a riempire il vuoto lasciato dalla defezione dei miei amici e oltretutto avrei appreso molto più accompagnandolo in una delle sue peregrinazioni di quanto mi avrebbe raccontato in una dozzina di incontri all'ambulatorio. Non dimenticherò mai quella gita in auto. Si comportò normalmente finché non ci lasciammo alle spalle i quartieri periferici. Poi, mentre calava la sera, subì un cambiamento. In un punto isolato della strada fermò la macchina e spense il motore. Nella quiete della serata primaverile restammo ad ascoltare il silenzio. Poi Black si alzò in piedi sul posto di guida e lanciò uno strano grido. Erano 3 note minori, come il verso di un uccello. «Perché l'avete fatto?» gli chiesi. «Non lo so», rispose. «Potrebbe attirare la sua attenzione, non si sa mai. Meglio non perdere l'occasione». Riavviò l'automobile e mi accorsi che la ricerca disperata stava iniziando. Vidi la lancetta del contachilometri salire mentre ci gettavamo a forte velocità nell'oscurità crescente. Le siepi scorrevano intorno a noi confondendosi in una macchia grigia. Cittadine e villaggi passavano con un rombo, mentre gli abitanti si tenevano fortunatamente lontani dalla nostra strada. Nella nostra corsa incontrammo salite e ci gettammo giù verso vallate come una pietra da una catapulta. Poi da una cima sentimmo il vento della Manica sui nostri volti. Black lanciò l'automobile giù da una collina ripida come il muro di una casa e si fermò di colpo con il cofano poggiato contro la staccionata del lungomare. Oltre c'era il mare. Nient'altro, ero convinto, avrebbe fermato la nostra corsa.
Black fissò le onde per qualche minuto, poi scosse la testa. «L'ho mancata di nuovo», mormorò. Ingranò la retromarcia e riportò l'automobile sulla strada. «Comunque stanotte le sono arrivato più vicino di quanto abbia mai fatto». Ci fermammo per la notte in un albergo e il giorno dopo Black mi riportò indietro. Posi come condizione che saremmo rientrati prima del tramonto. Non avevo nessuna voglia di accompagnarlo di nuovo a inseguire il suo sogno. Al mio ritorno raccontai la mia esperienza a Taverner. «È un caso interessante», commentò, «e penso che potrebbe fornire un ottimo esempio della mia teoria sulla reincarnazione». Sapevo che Taverner credeva nel fatto che le anime vivano molte vite e che le esperienze di queste vite contribuiscano a formare il carattere attuale. Quando si trovava di fronte a una condizione mentale per la quale non riscontrava una causa nel presente, era sua abitudine indagare nel passato, procurandosi un resoconto delle vite precedenti grazie a quei mezzi segreti di cui è maestro. Nei primi tempi del mio lavoro con lui ero convinto che questi resoconti fossero immaginari, ma quando vidi come Taverner, servendosi di questa conoscenza, era in grado di prevedere non soltanto ciò che una persona avrebbe fatto, ma in quali circostanze si sarebbe trovata, cominciai a rendermi conto che in questa vecchia curiosa teoria orientale potevamo trovare la chiave di molti sconcertanti misteri della vita umana. «Pensate che Black stia pagando le conseguenze di qualche esperienza di una vita precedente?» chiesi. «Qualcosa del genere», rispose Taverner. «Penso che l'avvitamento della caduta in picchiata abbia avuto l'effetto di ipnotizzarlo, facendolo addentrare in quella parte della sua memoria in cui sono conservate immagini delle vite precedenti». «Probabilmente ha rivissuto qualche intensa esperienza del passato», osservai. «Non credo che sia proprio così», commentò Taverner. «Se due persone provano un sentimento forte l'una per l'altra, che sia amore o odio, questo tende a unirle. Se questo legame si rinforza vita dopo vita, diventa molto potente. Evidentemente Black ha creato un legame del genere e adesso ne sente l'influsso. Generalmente questi ricordi rimangono tranquilli e vengono risvegliati soltanto dalla comparsa dell'altra persona. In questo caso assistiamo a quegli amori o odi straordinari che turbano lo stato delle cose. Black ha recuperato i suoi ricordi perché è stato ipnotizzato dalla caduta in picchiata. Ora resta da vedere come potrà risolvere il suo problema». «E se la donna non fosse sulla terra?» «Allora ci troveremmo davvero in un brutto guaio», rispose Taverner. «E se invece ci fosse?» «Potremmo trovarci comunque in un brutto guaio. Queste attrazioni che arrivano dal passato non conoscono barriere. Black passerebbe con la sua macchina sopra i 10 comandamenti e la Costituzione inglese pur di arrivare a lei. Andrebbe avanti fino a morirne». «La nostra corsa in automobile si è fermata solo di fronte al mare», commentai. «Esattamente, e una notte non si fermerà neppure lì. Il problema è che, pur sentendo la presenza di questa donna quando si trova in questo stato anomalo, non è in grado di localizzarla. È come se sentisse il richiamo provenire da tutte le direzioni. Dovremmo muoverci con grande cautela, Roz. Prima di tutto dobbiamo scoprire se questa donna si trova sulla terra oppure no, e poi qual è il suo stato. Potrebbe essere una sguattera o una principessa, abbastanza vecchia da essere sua nonna oppure ancora troppo giovane, ma non farebbe nessuna differenza per Black. Inoltre potrebbe non essere libera e non sarebbe un bene catapultarlo nel bel mezzo di una famiglia rispettabile». Il giorno dopo Taverner mi informò che i suoi metodi occulti gli avevano consentito di trovare la donna, che si trovava sulla terra e che aveva all'incirca 23 anni. «Adesso dobbiamo aspettare», disse. «Prima o poi il grandissimo desiderio di Black li farà incontrare. Mi chiedo se lei sia già consapevole dell'attrazione». Alcune settimane dopo una certa Mrs. Tyndall portò la figlia Elaine dal mio collega. Sembrava che la ragazza stesse soffrendo di allucinazioni. Più volte aveva svegliato tutta la famiglia affermando che c'era un uomo nella sua camera. Le sembrava di sentire qualcuno che la chiamava ed era solita vagare di notte, facendo lunghe passeggiate dopo il tramonto, ritrovandosi spesso stremata e lontana chilometri da casa, costretta a cercare un mezzo qualsiasi per ritornare. «Avete vuoti di memoria?» chiese Taverner. «Mai», rispose la ragazza, «so esattamente dove mi trovo e cosa sto facendo. Mi sento come se avessi perso qualche cosa e non potessi riposare finché non la ritrovo. Esco per cercare, non so neanche io cosa. So che è ridicolo comportarsi così, ma l'impulso è talmente forte che cedo mio malgrado». «Avete paura della presenza che avvertite nella vostra stanza?»
All'inizio avevo paura, sembrava così strana e inquietante, ma adesso mi sento solo tormentata. È come cercare di ricordare un nome che ti è sfuggito di mente. Conoscete questa sensazione? Vorrei tenere vostra figlia sotto osservazione nella mia casa di cura, comunicò Taverner alla madre e da questo capii che non pensava si trattasse della classica pazzia, come invece poteva sembrare. Bene, proseguiamo questo racconto col prossimo episodio, diciamo così, col prossimo appuntamento di questo viaggio che abbiamo intrapreso con la lettura dei segreti di Taverner, dottore dell'occulto. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e a presto, mi raccomando, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Grazie sempre e a presto.